Buongiorno candidati, che cos'è per voi Genova? La sesta potenza del mondo. Lo sbocco al mare di Bolzaneto. Su cosa punterà la sua città? L'alta tecnologia. La regola delle 3 O. Ospedali, ospizi o altre cose. Uno dei temi sul tavolo è il tema dell'accoglienza. Chi sono i foresti? I nostri genitori. Gli invasori, soprattutto i milanesi. Parliamo di lotta al foresto. Questa è una sfida difficile, ma nello stesso tempo appassionante. L'abbiamo visto durante il ponte di Pasqua. I liguri si sono dimostrati veramente capaci di operare resistenza a livello di scorbuttaggine e scortesia. Ma è possibile tenerli lontani in maniera permanente? Se lavoriamo come abbiamo fatto col ponte, Noi l'abbiamo sempre detto, va tirato su un muro all'altezza di Ponte Decimo. abbiamo la possibilità economica e finanziaria di costruire l'infrastruttura. Dobbiamo riuscire a farlo non solo per noi, ma anche per le future generazioni e soprattutto per i nostri figli. Bravo Bucci, che mi copi il programma. La scorbuttaggine ligure quindi è una risorsa. Non solo per il turismo, Anche per quelli che vanno a pescare, ti arriva sempre quello lì. Oh, ci danno? No, non ci danno. ma anche per l'economia, Anche per i vigili. anche per il porto e la logistica. Lì non molla mai l'osso, vuole sempre l'ultima parola lui. Parliamo di cose serie. Che anno sarà per i funghi? Un buon 2022. Se non piove sarà un anno molto gramo. Bisognerebbe innaffiare i boschi con l'acqua dei rubinetti della città di Genova. La nostra città è capace a farlo. Eh sì, bravo, e dove li trovate tutti i soldi per comprare chilometri e chilometri di manichetta? Con l'aiuto economico che ci viene dal Recovery Fund, Dove vuole portare Genova? negli anni 50 In Valle Scrivia, Genova, la busalla del futuro. Questo è il slogan. Cosa pensa di Di Marco sindaco? è capace a farlo. E di Bucci sindaco? Beh, se faccio il sindaco io, non serve. Non è che c'è bisogno di tanti sindaci. E quindi le ultime parole sono? Milano, suca. Ecco. Milano, suca.